quando che tolgo i mediosete, perché ho il pacemaker, ma soffro tanto di ansia. E poco ho visto mio figlio di stirare in terra, non che dico cosa che ho provato. È ancora scossa la signora Lauretta per la rapina a mano armata subita ieri sera poco dopo le 18 nella sua casa di Via del Cristo a Campocroce di Mogliano. In quel momento con lei c'era il marito e il figlio Andrea, proprietario di un'auto di grossa cilindrata parcheggiata appena fuori dalla porta. Sentimmo un gran botto e che tirava un colpo di pistola fuori. E dopo un boom, e qua la porta già era chiusa, col piede e che dà un spentone e si era rotto il portoncino e si è venuto dentro. Mi arriva qua uno che aveva appena gli occhi fuori, baretta, sciarpa, tutto guanti, e mi dice, qua pistola, stia ferma, signore, non ne facciamo niente. I giorni in tre, dove andai idea, i legame fio, mani e piedi e di stirare per terra. Siccome che soffro di cuore, ho detto, mi bisogna che tolga il giussette. E ora che mi fa sto qua, andiamo a prendere le goccette, sono andata a tolto il giusse, che ho visto mio figlio in terra, mi è venuto da morire, dico la verità. E qui altri due andai di su e i ga rabaltati tutto, ma non ga trovassi, avevo un girocollo, una catenina, poca roba. 150, 120 sul portafoglio mio, 70 su quello di mio marito, però in nega rabalta tutto e dopo in nega porta via i cellulari, sia mio e dopo la macchina del mio figlio. Banditi quasi sicuramente immigrati dall'est Europa. Parlavano anche abbastanza bene un dialetto o cosa, però non erano italiani. Prima di fuggire hanno disattivato anche questo telefono. Nega cavare il telefono di casa, buttare in terra, staccare a stua aperta che già era attaccata e, e spento la luce. E si partì con la macchina di mio figlio. Probabilmente era l'auto del figlio il vero obiettivo della banda, anche se le indagini dei carabinieri di Mogliano si stanno sviluppando su più direzioni. Alla signora Lauretta ora rimane la consapevolezza che non aver opposto resistenza è stata la scelta migliore per lei e la sua famiglia. Da qui un consiglio, soprattutto alle persone anziane. Come noi altri, che sta tranquilli, che faccia quello che dice, se no te colpa.